Ciao a tutti i tifosi del Napoli. Oggi abbiamo una notizia calda dal mercato delle trasferenze che farà discutere tutti noi. Prima di iniziare, vi ricordo di mettere un like e di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità del nostro amato Napoli. La nostra squadra sta lavorando duramente per migliorarsi sempre di più e ottenere risultati straordinari, quindi non perdetevi neanche un aggiornamento. Secondo il famoso esperto di trasferimenti Fabrizio Romano, il Napoli è fiducioso di poter raggiungere un accordo per il rinnovo del contratto con Quique Kvaratskhelia. Il talento georgiano è stato dichiarato incedibile dal club, ma ora è fondamentale trovare un'intesa per prolungare il suo contratto e garantire che continui a indossare la maglia azzurra. Durante una recente conferenza stampa, Antonio Conte ha ribadito la volontà di mantenere Kvaratskhelia lontano dalle mire di altri club e ha espresso la sua determinazione nel trovare una soluzione che soddisfi tutte le parti coinvolte. Romano ha poi confermato sui social media che le trattative sono in corso e che c'è grande ottimismo all'interno del Napoli per chiudere positivamente questo capitolo. Kvaratskhelia è stato una rivelazione per il Napoli, mostrando il suo talento e la sua dedizione in ogni partita. La sua permanenza sarebbe un grande colpo per il club e un segnale forte ai rivali europei. Il suo rinnovo potrebbe essere la chiave per consolidare il futuro della squadra e continuare a lottare per traguardi importanti. Amici tifosi, vogliamo sapere la vostra opinione. Pensate che il Napoli riuscirà a rinnovare il contratto di Kvaratskhelia? Quanto è importante per voi la sua permanenza nel nostro club? Lasciateci i vostri commenti qui sotto e condividete le vostre idee con noi. Non dimenticate di mettere un like e di iscrivervi al canale per non perdere nessuna notizia sul Napoli. Insieme, continueremo a sostenere e a tifare per un futuro luminoso del nostro club. Forza Napoli, sempre!